La chiesa di San Michele Arcangelo, a differenza dell'ex monastero, in parte distrutto nella sua riconversione in Villa Albrizzi, dopo la soppressione nel 1783, l'edificio della chiesa, con ius patronato, è stato obbligatoriamente salvaguardato per tutelare l'aspetto devozionale e religioso. Con la fine del ius patronato Albrizzi nel 1942, i parroci si sono resi partecipi dell'eredità degli agostiniani, comprendendo la rilevanza storico-artistica del monumento che dovevano custodire. La facciata della chiesa, rivolta a sera, si presenta monumentale e semplice, distribuita in due fasce. Nella fascia più bassa c'è la porta principale d'ingresso, in mezzo a due finestroni, uno per lato, il tutto suddiviso da 6 paraste. Nella fascia più alta, pur inframmezzata da 6 paraste, una grande dioclezianea tripartita garantisce una notevole luminosità all'interno. Sopra il timpano del portale principale campeggia un San Michele Arcangelo, mentre ai lati della finestratura a semicerchio, o dioclezianea, si trova la statua di Sant'Agostino da una parte e dall'altra quella della madre di Sant'Agostino, Santa Monica. Sul timpano sommitale, in cima, è posto il Redentore, con ai lati 2 angeli. La facciata attuale, però, non è quella originale creata da Lorenzo da Bologna all'inizio del XVI secolo. È stata ricostruita nel XVII secolo su progetto dell'architetto Giuseppe Sardi, 1624-1699. Varcando la porta d'ingresso, si resta sorpresi dalla maestosità dell'ambiente ad una sola navata. Se l'impianto dell'edificio è rinascimentale, le rifiniture e le decorazioni sono successive e influenzate dal barocco, cioè il completamento della chiesa si è diluito nel tempo, seguendo l'evoluzione del gusto dei monaci e le disponibilità economiche del monastero via via crescenti. All'interno, la chiesa presenta 7 altari, 3 per lato e quello maggiore. Iniziando la descrizione dalla destra dell'entrata principale, nel primo altare si trova la tela con i santi Pietro e Paolo e Sant'Antonio, opera di Don Demetrio Alpago, 1870-1908, dei primi anni del XX secolo. Di seguito, nel secondo altare, c'è una statua di Madonna con Bambino del XVI secolo, attribuita alla scuola del Sansovino. Nel terzo altare si vede il transito di San Giuseppe, sempre di Don Demetrio Alpago. Gli altari sono intervallati da statue degli Apostoli dello scultore Giovanni Bonazza. E di particolare interesse è la statua dopo il terzo altare che rappresenta San Bartolomeo, con alla base l'iscrizione autografa di Giovanni Bonazza datata 1722. Subito dopo, appena entrati nel transetto e prima di accedere alla sacrestia, si trova inserita sul muro la lapide posta dagli agostiniani, che ricorda che in quella posizione sul pavimento è stata portata la sepoltura del fondatore del monastero, Cono da Calaone, e la sua moglie Berta. Entrati nella sacrestia con mobili originali del XVII secolo, tra i vari quadri, sopra il bancone centrale, risalta un'Assunzione di Maria Vergine di Palma il Giovane, 1548-1628, della fine del XVI secolo. Rientrando nel presbiterio si può ammirare la magnificenza dell'altare maggiore. È costituito da un baldacchino ad arco trionfale finemente intagliato e dorato che sovrasta un maestoso ciborio in legno dorato attribuito al lombardo Ambrogio Ratti e risalente ai primi anni del XVII secolo. Sul retro dell'altare si vedono gli stalli del coro dei monaci in numero di 62, pure questi del XVII secolo. Al centro del coro si trova l'organo di Costanzo Antegnani, 1549-1622, del 1617, e ancora più sopra, circondato da decorazioni, sempre in legno dorato, il quadro dell'Assunzione di Maria Vergine di Don Demetrio Alpago. Il soffitto del presbiterio e del coro sono in tavole di legno dipinte tra il 1617 e il 1622 del bresciano Tommaso Sandrini, 1579-1630, con effetti prospettici di finte cupole con balaustre. Alla sinistra del ciborio si nota una grande tela del bresciano Francesco Paglia,
1635-1714, datata 1690, che rappresenta l'Arcangelo Michele mentre scaccia Lucifero. Dal lato opposto, una tela della stessa grandezza raffigura la glorificazione dell'Eucarestia attribuita a Giovanni Battista Bissoni, 1576-1634. Davanti la parte dedicata allo spazio dell'assemblea ed in prossimità della porta laterale d'ingresso troneggia un crocefisso ligneo della seconda metà del XV secolo. Di seguito, sempre sulla sinistra, l'altare del crocefisso, con croce attribuita ad Andrea Brustolon, 1662-1732, dei primi anni del XVIII secolo. Poi sul secondo altare di sinistra la tela raffigurante il Beato Arcangelo Canetoli, dei canonici di Sant'Agostino, attribuito al veneziano Giuseppe Angeli, 1709-1798, della scuola del Piazzetta. Nel primo altare c'è il dipinto con i santi Rocco Sebastiano e Sant'Antonio di Don Demetrio al Pago. Sul soffitto della sala dedicata all'assemblea si può ammirare il grande dipinto centrale rappresentante l'Arcangelo Michele che libera Roma dalla peste del 590 d.C., tra due tondi, l'angelo con Agar e Ismaele ed il sogno di Giacobbe di Michelangelo Morleiter, 1729-1774, su quadrature di Girolamo Mengozzi Colonna, 1686-1774, del XVIII secolo. Sopra il deambulatorio, che percorre tutta la lunghezza della sala, si trovano 8 affreschi monocromi, 4 per lato, su finte nicchie, raffiguranti le 7 virtù: fede, speranza, carità, giustizia, prudenza, forza e temperanza, e l'allegoria della Chiesa pure di Michelangelo Morleiter. Nel 1981 la chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo in Candiana, considerato il suo valore religioso, storico e artistico, venne elevata in perpetuo alla dignità di Duomo con decreto del vescovo di Padova Girolamo Bortignon.